2025 per l'ULSS 1 Dolomiti, guardandolo prima dal 2024, con classifiche sia regionali che nazionali che la collocano mediamente al terzo posto, in particolar modo per quanto riguarda gli aspetti legati alla prevenzione. Nel 2025 i mezzi di soccorso sono intervenuti quasi 20.000 volte e gli elicotteri oltre 1.100. Al pronto soccorso sono state accolte 105.000 persone con 24.000 ricoveri, quasi 12.000 interventi in sala operatoria e oltre 20.000 ambulatoriali. L'ospedale ha aumentato la sua attività, la prevenzione lo stesso e lo stesso dicasi per l'assistenza territoriale. Alcuni numeri abbiamo aumentato dell'1% i ricoveri, del 15% quelle che sono le nostre prestazioni ambulatoriali, del 4% circa gli interventi chirurgici, quindi sono tutti numeri che testimoniano un'attività che si è sviluppata al meglio durante il 25. È calato il numero e la durata delle liste di attesa, sono aumentati gli investimenti che ormai superano i 30 milioni, è aumentato il numero dei medici in servizio con un significativo più 28. L'unico dato in negativo è quello dei nuovi nati, che sono stati 1180, con un meno 4,6%. Il 2026 però è cominciato bene. Il primo bambino è di Feltre, l'ospedale di Feltre, il reparto di ostetricia e ginecologia di Feltre ha avuto questo risultato. A 00:10 è nato appunto Daniel, che è stato il primo nato in Veneto.